Entusiasmo ritrovato in trasferta, adesso la continuità che può essere agevolata dal proprio pubblico per tornare in alto. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci Pro Falcone. Siamo nella 20ª giornata del girone B di promozione siciliana. Serio in mezzo, primo palo, il pallone scorre, c'è il gol da parte di Chiazzese che si è inserito e ha messo dentro il pallone dell'1-0 per il Geraci. Il pallone non finisce in fallo laterale perché viene recuperato di nuovo per un nuovo cross. Villar dalla distanza attraversa rete, c'è il gol, convalidato il gol a Villar, magia dell'argentino, il raddoppio del Geraci dopo 10 minuti. La squadra di Alici viene da 8 risultati consecutivi senza vittoria. C'è anche la capolista da affrontare. Nel frattempo l'Aspra sta perdendo 2-0. Serio, rovesciata debole sul palo. La pressione Serio in mezzo al campo, lancio lungo verso Marrone, lo va a disturbare Chiofalo. Marrone si accentra, calcia Marrone, 3-0 in 13 minuti. Geraci che esagera, il gol anche da parte di Mirko Marrone. Sale la Pro Falcone, pallone in mezzo, colpo di testa, Matteo Alessandro sulla traversa, occasione. Marrone dall'altro lato, Gonzales potente, ben fatta. Cross in mezzo, colpo di testa di Chiazzese, arriva dalle retrovie Maisano, oltre all'incrocio, ma non è andato lontano nel centrare la porta. Serio recupera e fa correre il Geraci. Marrone a piccoli passi per Serio, ben fatta in due tempi. Invece il Geraci andrà a Sant'Agata di Militello contro il San Fratello. Serio, sinistra da fuori, ben fatta in angolo. Marrone contro Russo, la meglio calcia Marrone, pallone che finisce fuori. Terzo angolo consecutivo, Serio, ben fatta e mette dentro Chiazzese e in fuorigioco. Serio, cerchio di centrocampo, tanto spazio a disposizione, largo da Gonzales, ha davanti il portiere sul primo palo, Marrone! Il gol del 4-0 di Mirko Marrone, doppietta personale. Velardi si ferma, il campo è finito, rientra a superare Chiofalo, Velardi, ben fatta! Intanto la barriera del Geraci è composta da 5 giocatori, c'è la battuta sulla traversa di Bucolo, Petruzzi, arbitro che ha il fischietto in bocca, manda le squadre negli spogliatoi, ufficiale il 4-0 del Geraci sulla Pro Falcone.